spicci! I soldi spicci! Anna! Amore? Anna! Amore? Senti, ma come mai sei vestita da sposa tu? Come mai? Perché io e te ci stiamo sposando? Ah, ecco perché io sono vestita a lutto stasera. Ma no, amore, quale lutto? Anzi, dovresti essere contento, perché finalmente, dopo il matrimonio, vuoi avere un bambino? Bravissima, amore, sono contentissimo per te. E il padre chi è? Ma tu sarai il padre, cretino, tu! Mica quante brutte notizie stasera, veramente che ti... Amore, smettila. Io e te stasera faremo un bambino. No, amore, stasera io e te dormiremo in un letto a castello. Amore, ascoltami. Io un bambino lo devo fare adesso, perché non so se lo sai, ma le donne dopo i 35 anni hanno più difficoltà ad avere figli. E tu quanti anni hai? 30! Che ancora ne mancano 5 ancora. Amore, ma veramente tu non vuoi avere un bambino? Amore, ma non è che sono io che non voglio avere un bambino, amore, ma già è la parola stessa che mi scoraggia, guarda, già è lui stesso che mi dice no, capito? Ma tutta la categoria, guarda, bambì no, pannolì no, passeggi no. Ci fosse uno che mi dicesse sì, amore, non c'è. Senti, io lo so perché fai così. Perché? Perché avere un figlio è qualcosa che non conosci. Giusto. Ma io sono sicura che avere un figlio sarà una cosa bellissima. Vero. Ma sarà bellissimo tutto, fin da principio, per esempio, scegliere il nome di nostro figlio. Vero. E se dovesse nascere maschio, io so come si chiamerà. Come si chiamerà, amore? Athos! 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 Come la macchina! No! Al posto del latte chi c'era? Ma benzina, amore! Ma che nome è? No, amore, Athos, no, amore, no. Va bene, e allora lo chiameremo Iago. No, Iago no, amore, Iago no, che poi questo bambino si perde, non lo troviamo più e poi si sa, è difficile trovare un Iago in un pagliaio. questo. E allora Mosè. Mosè no, amore. Mosè si sa, puzza. Chi si chiama Mosè puzza. Perché? Perché va a lavare Mosè. Appena lo metti dentro la vasca da bagno, lui piglia e separa le acque. Amore, come lo lavi, amore, come lo lavi, amore, come lo lavi. Va bene. Ci sputi, come lo lavi? Ci sputi, come lo lavi? Va bene, allora potremmo chiamarlo Teodoro, Marzio, Romeo. Ma bello Giuseppe, amore, chiamiamolo Giuseppe, amore, buttiamoci sul classico. Tra l'altro Giuseppe è meglio perché si evolve, perché comincia Giuseppe, continua Peppe e finisce Pino, capite? Ne hai 3 in 1, amore. Mamma mia, 3. ma lo vedi come sei scontato? Ma tu te ne immagini a scuola che uno lo chiama Giuseppe e se ne girano 100? Invece se lo chiamassimo Procopio... Si girano lo stesso in 100, ma è per prenderlo per il culo. Amore, ma perché? Amore, ma perché? Ma perché? Ma veramente? Ascoltami, è un discorso inutile quello che stiamo facendo, perché io sono sicura che non avrò un bambino. Eppure io. Io avrò una bambina. No. Femmina. No. E io so come si chiamerà. Come si... Lei si chiamerà Andromaca. Che cazzo di nome è Andromaca? Andromaca, che vuol dire guerriera e combattente. Non la possiamo chiamare Serena. Andromaca, che avrà i capelli ricci come la madre e rossi come il fuoco. Andromaca, che guardando suo padre le prime parole che gli dirà saranno papà, trema. E tu allora come risponderai a tua figlia Andromaca? Che poi sarà meglio Procopio. Ma no! Andiamo a fare Andromaca.